colori dell'autunno hanno ridipinto la piazza centrale di San Salvatore di Cogorno, dove in un pomeriggio di festa si sono condensate premiazioni e iniziative di varia natura. La tradizionale castagnata che si fa tutti gli anni, però a corollario abbiamo messo tantissime manifestazioni, dallo sport all'agricoltura, alla gastronomia e anche alla cultura. Nella mattinata sono stati assegnati i premi per il miglior uliveto con un ex equo al primo posto tra Vittorio Pinasco e Maria Chiappe. Quindi spazio ai prodotti autunnali, le artistiche zucche e le castagne. Nelle vie del centro sono stati allestiti i banchetti del mercatino. La corte delle arti, dell'arte e dei mestieri, dei sapori antichi che ogni anno, come di solito, vengono e bisogna anche loro premiarli perché con la pazienza e con tutto il loro lavoro espongono i loro prodotti che sono veramente eccellenti. A sfilare per le vie di Cogorno anche le auto d'epoca per suggellare un tuffo nel passato, quello che i bambini delle scuole dell'infanzia primaria di tutto il territorio comunale hanno rappresentato attraverso una risorsa del territorio, il bosco. Abbiamo illustrato il percorso, la filiera della castagna, abbiamo parlato dei seccherecci che ci sono ancora oggi nel comune di Cogorno, abbiamo cercato di incuriosire i bambini, ma già di loro sono speciali e spettacolari così, li abbiamo messi nelle condizioni di esternare di mettere in atto la loro fantasia e le loro emozioni. Con la creatività tipica dell'infanzia, i piccoli allievi hanno unito le forze per riprodurre la vita vissuta nel bosco sul monte di San Giacomo. Abbiamo utilizzato diverse tecniche pittoriche, non solo, la lavorazione col DAS, li abbiamo invitati a portare del materiale come delle cortecce di quercia, di castagno, delle foglie e abbiamo realizzato questi lavori. È stato bellissimo, ma soprattutto è merito di un lavoro di gruppo davvero eccezionale.